Buonasera, grazie per essere venuti così numerosi ad ascoltare il penultimo appuntamento di Musica e Filosofia. Ringraziamo l'Ateneo che ci dà questa bella possibilità e ringraziamo i nostri ospiti, la professoressa Maria Semi, docente di estetica musicale a Bologna, e il professor Girardi, docente di musicologia all'Università Ca' Foscari. E naturalmente ringraziamo i 3 giovani ragazzi che suoneranno dopo alcune musiche di Mozart, quindi vi invitiamo a rimanere fino alla fine perché sarà un programma bellissimo. Io non occupo altro tempo e lascio direttamente ai nostri relatori. Buon ascolto. Buonasera a tutti innanzitutto e mille grazie a Letizia Michelon per l'invito. Adesso credo che verranno abbassate le luci qua dietro in maniera da riuscire a far vedere la presentazione. In realtà, come vedrete, la presentazione, diciamo il video serve solo per 2 o 3 citazioni che leggerò e che quindi può essere più agevole anche per voi seguire sullo schermo. Nello scegliere come affrontare il tema di questa sera, linguaggio, passioni, Rousseau, musica, ho scelto 2 diverse prospettive. La prima riguarda proprio la musica come passione per Rousseau, perché ho immaginato che molti di voi potessero conoscere Rousseau, potessero sapere che è stato un filosofo che si è occupato di pedagogia, di politica, di teorie sociali, però credo che sia molto meno noto il fatto che in realtà Rousseau abbia iniziato la propria carriera come musicista. Egli stesso, in un suo famoso testo, che sono le Confessioni, che è una autobiografia letteraria, scrive di sé: «Di certo sono nato per quest'arte, la musica, perché ho iniziato ad amarla durante la mia infanzia ed è l'unica che io abbia amato con costanza per tutta la mia esistenza». La musica darà a Rousseau, in più momenti della sua vita piuttosto travagliata, la possibilità di mantenersi, in particolar modo esercitando il mestiere di copista di musica. Per cui nel lavorare anche come precettore o segretario presso case aristocratiche, una delle grandi occupazioni di Rousseau fu quella di copiare della musica. Ovviamente nel Settecento esisteva già la musica a stampa, ma era estremamente cara e in molte occasioni era molto più semplice avere qualcuno che ti copiava il pezzo che ti serviva piuttosto che andare a cercare dei testi a stampa. Quindi diciamo, la musica è stata una passione di Rousseau ed è stata anche un'arte che ha suscitato enormi passioni ed enormi contrasti, forse come proprio di ogni passione, di ogni amore, e questo contrasto si esemplifica in particolar modo nel rapporto che c'è stato tra Rousseau e uno dei più grandi, direi, colossi della musica del Settecento, che è Jean-Philippe Rameau, che è la figura che vedete a fianco, diciamo fuori dal cerchietto. Rameau, oltre ad essere stato il più grande compositore francese del Settecento, è stato sicuramente il maggior teorico della musica europeo del Settecento e ha avuto un ruolo assolutamente fondamentale nella riforma della teoria della composizione. Questi 2 personaggi si sono scontrati sostanzialmente sotto ogni punto di vista, dal punto di vista delle teorie sulla musica e dal punto di vista personale. Di fatto tutto è iniziato dal punto di vista personale. Vi porto dunque 2 testimonianze. Una prima che riguarda proprio il carattere di Rameau. Rameau sicuramente, così come Rousseau e anche come buona parte dei filosofi francesi dell'epoca, aveva un carattere abbastanza spigoloso. Il suo carattere ci viene descritto in un aneddoto che trovo sempre molto divertente, che ovviamente non è da prendere alla lettera, ma che descrive bene quello che doveva essere l'atteggiamento e un pochettino il modo di vedere la figura di Rameau. L'aneddoto è tratto dal Tableau de Paris di Louis-Sébastien Mercier, e Mercier racconta: Rameau, facendo visita a una bella signora,
all'improvviso si alzò dalla propria sedia, prese il cagnolino che la teneva sulle sue ginocchia e lo gettò dalla finestra del terzo piano. La signora sconvolta gli disse: «Ma che cosa fate?» «Abbaia stonato», disse Rameau, camminando con l'indignazione di un uomo il cui orecchio fosse stato fatto in brandelli. Ora, quello che emerge da questo simpatico aneddoto è, da un lato, l'importanza per Rameau del senso, della armonia, dell'intonazione, dall'altro anche emerge il fatto che non fosse proprio una figura interamente da salotto, cioè che fosse una figura che ogni tanto poteva comportarsi un pochettino sopra le righe. E questo è sicuramente, di fatto, il segno sotto il quale lo conobbe Rousseau, che purtroppo incappò negli strali di Rameau, che era molto potente nella Parigi dell'epoca, a differenza di Rousseau. Cosa succede? Negli anni 40 Rousseau è ancora assolutamente sconosciuto. Rousseau diventerà famoso negli anni 50 pubblicando il suo primo discorso sulle scienze e sulle arti, che vincerà un premio dell'Accademia di Digione. Questo lo porterà un pochettino alla ribalta, ma prima era assolutamente sconosciuto. E viveva o cercava di vivere come musicista. Aveva composto una opéra ballet che si intitolava Les Muses Galantes e riuscì a farlo rappresentare presso uno dei salotti più importanti della Parigi dell'epoca, che era il salotto di Monsieur La Pouplinière. Tenete presente che questo La Pouplinière aveva alle proprie dipendenze un'orchestra che rivaleggiava con l'orchestra dell'Académie Royale de Musique, quindi con appunto l'orchestra reale. E anzi, pare che in realtà la sua orchestra fosse decisamente superiore a quella del re. Ed era un protettore delle arti, in particolar modo della musica, nonché di Rameau. Ora, all'interno di questo salotto, Rousseau fa eseguire le Muses Galantes e fu una catastrofe perché Rameau pubblicamente disse quello che pensava, ossia peste corna, di ciò che aveva composto Rousseau. Qui vi ho portato il racconto dello stesso Rameau di quella sera. Rameau scrive: «Sono passati 10 o 12 anni da quando un tale, da qui già vedete il disprezzo, fece eseguire presso Monsieur La Pouplinière un balletto di sua composizione che fu poco dopo presentato all'Opéra e rifiutato. Io fui colpito nel trovarvi delle arie violinistiche particolarmente belle in un gusto assolutamente italiano e allo stesso tempo quanto di più cattivo si possa dare nella musica francese, sia vocale che strumentale, fino a delle ariette della più piatta vocalità assecondate dai più graziosi accompagnamenti italiani. Questo contrasto mi sorprese ed io fece all'autore alcune domande, alle quali rispose così male che vidi bene, come del resto avevo già compreso, che egli non aveva composto che la musica francese ed aveva plagiato l'italiana. Quindi dice, quello che ha composto era orrendo e il resto l'aveva copiato. Ora, per chi conosce un pochettino, diciamo, la figura e la psicologia di Rousseau, per chi abbia letto le Confessioni, saprà che in particolar modo questa accusa di plagio deve aver ferito personalmente Rousseau tantissimo, perché egli era particolarmente sensibile, forse come ognuno di noi, ma forse anche un po' di più, alle accuse ingiuste. Perché ogni volta che ricevette delle accuse che egli riteneva appunto essere ingiuste, reagiva in maniera assolutamente estrema. Da qui in poi si consumò la frattura fra i due personaggi. Il contrasto tra Rameau e Rousseau è assolutamente fondamentale, di fatto, per tutto ciò che Rousseau ci ha lasciato di scritto sulla musica e non solo, poiché una buona parte dei suoi scritti sono nati proprio dal desiderio di replicare a Rameau. E da qui passo a quella che è, diciamo, la seconda parte di questa presentazione, il secondo modo in cui ho deciso di affrontare il tema che ci è stato proposto quest'oggi, ossia la musica come linguaggio delle passioni.
C'è un testo in particolare di Rousseau nel quale egli elabora la propria, filosofia riguardo all'unione di musica e linguaggio, e questo saggio è il saggio sull'origine delle lingue, che è stato pubblicato postumo all'interno di una collezione di saggi proprio dedicati alla musica. Il sottotitolo del saggio sull'origine delle lingue è Saggio dell'origine delle lingue, dove si parla della melodia e dell'imitazione musicale. Questo saggio nasce in origine come replica ad uno degli scritti di Rameau intitolati Errori sulla musica nell'Encyclopédie, che erano degli attacchi frontali sostanzialmente alle idee sulla musica di Rousseau, perché Rousseau era stato il collaboratore e l'estensore di tutte le voci, quasi tutte le voci riguardanti la musica nella grande Encyclopédie di Diderot e di D'Alembert. Rameau utilizzò quei testi come pretesto di fatto per attaccare Rousseau, perché poi in realtà andò ad attaccare delle teorie di Rousseau che non sono presenti nelle voci dell'Encyclopédie, e Rousseau pensò a lungo tempo di formulare delle repliche. Dopodiché alla fine decise che in realtà la cosa migliore da fare per lui era di ignorare Rameau, di smettere di rispondergli, e quindi non pubblicò mai questo testo. In esso Rousseau ricostruisce, come ha fatto spesso in altri scritti, la sua idea di origine dell'umanità. Rousseau era particolarmente interessato a cercare di immaginare che cosa fosse la natura per l'essere umano, quale fosse la sua dimensione naturale, una sorta di grado zero dell'umanità. Ed egli immagina gli uomini sparpagliati per la terra, ancora non riuniti in società, e si chiede come potessero comunicare questi uomini. E sostanzialmente dice, evidentemente avevano due strumenti, avevano il gesto e la parola. Il gesto arrivava fino a un certo punto, nel senso che bisognava che ci fosse luce, bisognava riuscire a percepire a vista, insomma ci voleva una certa distanza. Invece la voce era già più efficace. Però secondo Rousseau questi primi uomini non avevano sviluppato un linguaggio articolato che si esprime come quello nostro odierno, con delle parole dotate di un significato arbitrario, ma vi era una forma di linguaggio naturale che si basava sostanzialmente su quello che Rousseau chiama l'accento. La sua idea era sostanzialmente che gli uomini, di fronte a situazioni di sorpresa, di stress, di paura, emettessero dei suoni, e che questi suoni, ci capita ancora oggi, cioè, non so, quando siamo sorpresi diciamo ecco, questi sono i suoni, qui credo pensasse principalmente Rousseau. Questi suoni comunicano in maniera universale, non vi è bisogno di conoscere una lingua, si tratta di accenti che possono essere compresi da qualsiasi uomo a qualsiasi latitudine. Secondo Rousseau, questo primo modo di esprimersi era estremamente musicale, per cui egli dice: nella prima umanità gli accenti formavano il canto, dire e cantare erano un tempo la stessa cosa. Per Rousseau questa prima dimensione del linguaggio, basata sulla trasparenza assoluta, è fondamentale. La trasparenza è uno degli ideali cui tende Rousseau, e si tratta anche di una delle principali critiche sostanzialmente che poi egli muove alla società contemporanea e poi alla nozione di progresso, nel senso che a suo dire la società ha sostanzialmente eliminato la trasparenza dei nostri rapporti, e la stessa lingua fa sì che noi siamo in grado di nascondere chi siamo veramente di fronte agli altri. Questo secondo Rousseau è estremamente negativo. Quindi nel progredire della civiltà gli uomini si sono riuniti in società. Una volta riuniti in società il linguaggio ha cominciato ad evolversi, e da un lato ha perso e dall'altro ha guadagnato. Ha perso, secondo Rousseau, in espressività, perché i linguaggi naturali non esistono più. Noi ormai abbiamo dei linguaggi artificiali, per cui se andiamo in un altro paese e non conosciamo la lingua non capiamo più niente. Però ha guadagnato in chiarezza il linguaggio, nel senso che il linguaggio articolato, come egli lo chiama, ci permette di esprimere i nostri pensieri, i nostri ragionamenti in un modo
che era assolutamente impossibile al linguaggio naturale. È qui che interviene la musica anche nella dimensione contemporanea, perché nel momento in cui il linguaggio ha guadagnato in chiarezza ma ha perso in potere espressivo, il fatto di accompagnare la musica al linguaggio può fargli recuperare quella dimensione espressiva e comunicativa che aveva perso. Secondo Rousseau, quindi, la musica è un'arte imitativa e che permette di dare più potere di comunicazione al linguaggio. Vediamo che cosa intende come arte imitativa. La musica, egli scrive, rappresenta tutto, anche gli oggetti che sono solo visibili. Per un prodigio quasi inconcepibile, sembra porre l'occhio nell'orecchio. E la più grande meraviglia di un'arte che opera solo attraverso il movimento è di poterne disporre sino a creare l'immagine della quiete. La notte, il sonno, la solitudine, perfino il silenzio, sono fra i grandi affreschi che può dipingere la musica. Come vedremo però nella prossima citazione, Rousseau non pensa che la musica possa dipingere in maniera diretta questi effetti. L'arte del musicista si esercita in maniera un pochettino più sottile, nel senso che secondo Rousseau la rappresentazione diretta da parte della musica, quelle che erano poi le classiche forme di imitazione musicale, sono in realtà delle forme grossolane di arte. La vera arte del musicista, scrive, consiste nel sostituire all'immagine inerte dell'oggetto quella dei moti che la sua presenza suscita nel cuore di chi la contempla. Non solo egli agiterà il mare, animerà la fiamma di un incendio, farà scorrere i ruscelli, cadere la pioggia e gonfiare i torrenti, ma descriverà l'orrore di un deserto spaventoso, incupirà le mura di un carcere sotterraneo, placherà la tempesta, renderà l'aria tranquilla e serena, espanderà dall'orchestra una freschezza nuova sulle macchie boschive. Non rappresenterà direttamente tutto questo, ma susciterà nell'animo gli stessi moti che si provano alla vista di tutto ciò. Quindi la sua idea è che il compito della musica, e quando Rousseau parla di musica, parla sempre di musica connessa alla rappresentazione, perché per Rousseau la musica è la musica tendenzialmente della tragédie lyrique in Francia oppure dell'opera in Italia, ma è sempre musica per teatro, non parla di altra musica Rousseau. Questo perché nel Settecento diciamo, la legittimazione teorica della musica strumentale è un problema enorme, ecco, e non risoluto nel Settecento, ma poi ci vorrà l'Ottocento per sviluppare delle teorie per giustificare questo. Quindi la musica è musica per il teatro e nel teatro la musica ha la possibilità di rievocare nelle persone i sentimenti che certe situazioni provocherebbero nell'animo appunto degli spettatori. Quindi alla musica viene attribuito un potere assolutamente enorme, come avete visto, di rappresentare qualsiasi cosa e una capacità di agire in maniera diretta e immediata sull'animo degli ascoltatori. Ed è per questo che per Rousseau di fatto la musica è la principale tra le arti e quella che egli sicuramente ha amato più di tutte. Passo la parola. No, invece sono in un dibattito filosofico, mi sento come lo spermatozoo di Woody Allen, quello nero, in quello che voi, tutto quello che voi aveste voluto sapere sul sesso e non avete mai osato chiedere. Cioè, che ci faccio qui? Allora, sono uno storico della musica, quindi di fronte mi sono posto anch'io al problema delle passioni, come ha fatto benissimo fino a questo momento Maria Semi. E però per arrendermi di fronte a dei dati specifici, cioè non mi risulta, magari mi correggerà lei, che Mozart fosse una creatura filosofica in senso stretto. Di Rousseau non aveva, c'è anche l'inventario della sua biblioteca personale, di Rousseau non aveva nulla.
non aveva nulla neanche di Voltaire, se è per quello. Sono i due personaggi che forse sarà bene ricordare, sono morti a distanza di 30 giorni, diciamo, l'uno dall'altro, e pur essendo diciamo, due creature abbastanza divergenti. Di Voltaire Mozart ebbe a scrivere diciamo, Peste e corna in una lettera che è rimasta famosa, quasi andando contro, secondo me, quella che era forse la sua natura più autentica. Ecco, se c'è uno dei due filosofi a cui potrei avvicinare garbatamente Mozart, questo è piuttosto Voltaire che non Rousseau. Non so se la mia opinione possa contare, ma insomma è la mia idea. Quindi come agiva Mozart nel rappresentare le passioni è un po' la domanda che mi sono fatto, e divagando proporrò una breve divagazione sui modi appunto di rappresentarla, e partendo dalla fine piuttosto che dall'inizio, e cioè dall'unico punto in cui si potrebbe eventualmente ravvisare una qualche forma di contatto fra Mozart e Rousseau, e cioè sta in un personaggio, secondo me, che sarebbe Papageno, cioè il cosiddetto uomo di natura, e che è un'espressione anche di una certa forma utopica di illuminismo. E per esempio citando il primo colloquio fra Tamino e Papageno dopo che le tre dame hanno ucciso il mostro nella scena iniziale, e lo cito direttamente in italiano e non in tedesco. Mio padre è un sovrano che domina molte terre e uomini, dice Tamino, perciò mi chiamano principe. E Papageno, terre, uomini, principe. Tamino, per tale motivo ti domando. Papageno, lascia domandare a me, dimmi tu innanzitutto, oltre questi monti ci sono anche altre terre e altri uomini? Molte migliaia. Allora si potrebbe fare un bel guadagno con i miei uccelli. Tamino, ora dimmi tu in quale paese ci troviamo? Papageno, in quale paese? Si guarda intorno. Fra valli e monti. Oh certo, ma come si chiama propriamente questo paese? Chi lo governa? E Papageno, a ciò so risponderti altrettanto poco quanto so come sono venuto sulla terra. E Tamino ride, che tu non sapresti dove sei nato o chi erano i tuoi genitori? E Papageno, per nulla, non so niente di più e niente di meno che un uomo vecchio, ma molto allegro, mi ha allevato e nutrito. Egli era forse tuo padre? Questo non lo so. Dunque non avresti conosciuto tua madre? Proprio conosciuta no, mi è stato raccontato qualche volta che mia madre era un tempo al servizio della regina notturna Astifiammante. Qui, in questo edificio chiuso, se ella vive ancora o cosa le è accaduto, io non lo so. So bene solo che non lontano da qui c'è la mia capanna di paglia che mi ripara da pioggia e freddo. Ma come vivi? Mangiando e bevendo, come tutti gli uomini. Questo lo trovo uno dei tanti dialoghi straordinari, come quello del Frausto Magico, come quello in cui si ritrovano alla fine schiena a schiena Papageno e Monostato, e dandosi la schiena si girano, l'uno guarda l'altro e l'altro comincia a farsi delle domande sul suo interlocutore e constata, beh, ma insomma questo qui lo riassumo a memoria, è nero? Beh, insomma sì, è nero, sì, ma certo, ma se ci sono uccelli bianchi e uccelli neri sarà anche possibile che ci sia un uomo nero. Ecco, e questa che è una bella dichiarazione, non soltanto ma è credo la trovo eticamente di alto profilo.
E nel Flauto Magico, che è un'opera che è stata variamente interpretata sotto ogni da ogni punto di vista, dal punto di vista misterico, dal punto di vista del farsesco e da mille altre cose, è un terreno di dualismi e di contrasti, notte, sole, luce, tenebra e così via. E quello che salta agli occhi è che, come Sarastro dice nel numero 15, in diesen heiligen Hallen la vendetta è sconosciuta e se un uomo sbaglia è l'amore che lo conduce al dovere. E la risposta è abbastanza pronta in un duetto che è stranamente l'unico duetto amoroso fra un uomo e una donna, però con la differenza che chi sostiene la parte dell'innamorato non è l'innamorato vero, cioè Tamino, bensì proprio questo uomo di natura che in questo momento si eleva a livello, diciamo, del suo interlocutore che aleggia sopra come un concreto fantasma. Bei Männer welche lieben fühlen, cioè dice Pamina, nelle persone che provano amore alberga certo un cuore buono. E Papageno, condividere i dolci desideri è poi il primo dovere di una donna. E poi a due, dobbiamo rallegrarci dell'amore, noi viviamo solo grazie all'amore. E Pamina, l'amore addolcisce ogni pena, a lui si offre ogni creatura. Papageno, spezia, cioè condisce la nostra esistenza e regna su tutta la natura. E in conclusione, il suo alto fine indica chiaramente che nulla è più nobile di un uomo e di una donna. L'uomo con la donna e la donna con l'uomo si innalzano fino alla divinità. È perciò un modo di porsi in rapporto alla passione che riesce sempre a esprimere a un tempo quanto di più magico esiste nella passione stessa e allo stesso tempo a elevarlo con la potenza di uno stile che non conosce pari. Cioè, cercare un tema che riguarda la passione in Mozart è come cercarlo nell'opera, nel teatro musicale di ogni tempo. È tutto costruito su passione, che è il motore del mondo. Ma la grandezza di Mozart è quella di sapere collocare il sentimento in un contesto che di volta in volta cambia con alcune costanti. Per esempio, torno indietro e vado alle nozze di Figaro, che a me sembra, fra tutte le opere di Mozart, più ancora di altre che sono specificamente dedicate ad aspetti concreti della vita amorosa, è una sorta di fenomenologia dell'amore, cioè è un ritratto di tanti modi di concepirlo in ciascuna fase in cui il sentimento si afferma e naturalmente anche di riuscire a produrre i maggiori contrasti, perché si tratta di quante coppie sono? Il conte e la contessa, Figaro e Susanna, Cherubino e Barbarina, e questo loro modo di porsi e di inverarsi nei contrasti è quello che rende Le nozze di Figaro un'opera, a mio avviso, più speciale ancora di Don Giovanni e certamente di Così fan tutte. Chi è al di sopra delle passioni nelle nozze di Figaro? Non so se vi siete mai posti la domanda. No. Al di sopra. Cioè quello che un uomo per virtù arriva poi a... Conte? Conte non riconosce neanche la mano della sua moglie quando sono in un momento un po' spinoso della trama. Figaro? Mamma mia, Figaro fino al numero 27 è il migliore degli uomini.
del numero 27 scoppia come l'ultimo dei gelosi, con connotazioni che sono anche molto pratiche, perché uno degli aspetti che aveva Mozart, in cui illuminava in maniera sovrana una drammaturgia, era la capacità di selezionare nella partitura momenti che imitassero la realtà. Nell'aria si dice aprite un po' gli occhi, uomini incauti o sciocchi, guardate queste femmine, eccetera, guardate cosa sono. Il resto non lo dico, già ognuno non sa, siamo in mi bemolle e si sentono i corni che fanno tiratam, tatatam, tatatam, già ognuno lo sa, eccetera. È come un modo per rendere dentro il contesto, di ritornare al buffo, dentro un contesto che a un certo momento diventa anche terribilmente tragico, perché nella scena del giardino tutta questa congerie di personaggi esplode letteralmente in una serie di rapporti non identificati. È come se poi nella conclusione si ricomponessero, secondo una idea illuminista, credo, tutte le divergenze della passione e la trama ritrovasse all'ultimo momento un equilibrio che fino a un certo momento poteva dare un esito tragico e che poi piomba nel lieto fine. Poi se si vede i personaggi che rappresentano questa che è la più umana delle passioni, cioè, mi sono dimenticato, forse Don Basilio non è un personaggio che ha a che fare con le passioni, cerca sempre di dominarle, e c'è un'aria che naturalmente in cui lui si veste di pelle d'asino, che purtroppo spesso viene omessa, ma in realtà sarebbe essenziale, perché altrimenti la drammaturgia del Nozze di Figaro non risulterebbe completa. E quanto a cosa diventano i personaggi, c'è la violazione della regola, sempre temperata dallo stile. Cherubino, che poi diventa una persona matura e poi fa il Don Giovanni e poi invecchia e fa il Don Alfonso. È una specie di spina dorsale che in qualche maniera lega le opere della trilogia. E Cherubino però è l'inizio di questo percorso, e qui c'è lo stile. Non so più cosa faccio, o di fuoco ora sono di ghiaccio, ogni donna canciata di dolore. È forte sia il testo, anche se elegantissimo nel contenimento di qualsiasi forma di accesso. Mozart invece è stilisticamente magnifico, perché modula continuamente nel corso di quest'aria, e a chi segue la musica anche con la sola passione, risulta chiaro che tutto questo movimento è un moto dell'anima che viene così, in questa maniera, rappresentato. Così fan tutte, sì, è in qualche maniera duplice, perché da una parte presenta aspetti del razionalismo illuminista, e dall'amara ironia, lo scetticismo riguardo al cuore umano, che sono in qualche maniera anch'essi simili al pensiero di Voltaire. Dall'altra parte invece c'è la rivendicazione del sentimento erotico nella sua naturalità più genuina, che va al di là delle convenzioni sociali, e questo forse in qualche maniera è più vicino che non l'altra posizione. Per capire un po' meglio la posizione di Mozart, cito una lettera molto famosa, ma che comunque, se si parla di passione e di controllo dello stile nella passione, è imprescindibile. La scrisse al padre a Salisburgo il 26 settembre del 1781 e riguarda l'esplosione del suo genio nel genere buffo. C'era già il genere serio che lo aveva consacrato più volte, per esempio Idomeneo, che è un capolavoro
assoluto. L'Entführung aus dem Serail, cioè il ratto dal seraglio, è invece un'opera buffa tedesca, un Singspiel per essere precisi. E in quest'opera c'è uno dei personaggi più straordinari di Mozart, che fa il guardiano del serraglio. Normalmente sarebbero eunuchi, però Osmino, che è il basso profondo dell'opera, prova passioni e le esprime in maniera anche molto straziante, cioè entra in scena cantando una ninna nanna sulle infedeltà delle donne che evidentemente non riesce a conquistare. E si entra un po' nel laboratorio del compositore. Scrive Mozart, e lo cito: non avevo nulla di importante da scrivere e ho pensato di farvi piacere dandovi una piccola idea dell'opera. L'opera cominciava come un monologo, ma ho pregato il signor Stefani, era il librettista dell'opera, di ricavarne una piccola arietta, e invece di lasciare i due personaggi a chiacchierare dopo il piccolo lead di Osmin, quello che mi riferivo prima, questa passeggiata malinconica del guardiano del serraglio, è stato inserito un duetto. Poiché abbiamo destinato il ruolo di Osmin al signor Fischer, che ha certamente un'eccellente voce di basso, benché l'arcivescovo mi abbia detto che egli canterebbe troppo grave per un basso, ma io gli ho dichiarato che la prossima volta avrebbe cantato più alto, bisogna approfittare di un tal uomo, tanto più che ha il pubblico locale tutto a suo favore. Nel libretto originale, tuttavia, questo Osmin ha un unico piccolo lead da cantare e nient'altro, a parte il terzetto e il finale. Egli ha dunque ricevuto un'aria nel primo atto, ed è qui che voglio arrivare. E la maggior parte sono io che ho dato l'aria al signor Stefani, dunque drammaturgo prima di qualsiasi altra considerazione. E la maggior parte della musica era già pronta prima che Stefani ne sapesse la minima parola. Ne avete soltanto l'inizio e la fine, evidentemente gli allegati, che dovrebbe fare un buon effetto. Leggo le parole dell'aria in italiano direttamente. Lui si sta rivolgendo contro il suo rivale in amore che si chiama Pedriglio. L'incipit dell'aria Solke Laufen Laffen. Questi dissoluti burattini che non fanno altro che civettare con le donne li detesto più che il diavolo, poiché tutto quello che sanno fare è guardarci mentre stiamo lavorando, ma una faccia come quella non mi inganna. Ritornello: i vostri trucchi, i vostri inganni, i vostri complotti, le vostre astuzie mi sono ben noti. Dovreste alzarvi molto presto al mattino se volete fregarmi, poiché non sono così sprovveduto. Questo è un accelerando del tempo. Drum beim Barte del Propheten, sì, per la barba del profeta, non riposerò né di giorno né di notte, finché non troverò un buon modo per farvi fuori. Statevene accorti come meglio potete. E qui viene inserito un piccolo dialogo, perché Pedriglio lo provoca. Sei proprio un credulone e io non ti ho fatto un bel niente. E Osmino: hai una faccia da forca e questo basta. E riprende a cantare in una maniera diversa da prima. Prima decapitato, cioè erst geköpft, dann gehangen. Prima decapitato, poi impiccato, quindi impalato su picche roventi, quindi abbruciato e poi legato e fatto affogare e finalmente scuoiato. È un finale abbastanza denso. Dunque lui dice, nello sviluppo dell'aria, dunque, la collera di Osmin viene resa comica tramite l'impiego della musica turca. E non ho portato esempi musicali perché la musica si fa fra poco e quindi pensavo che fossero un po' superflui. Nello sviluppo dell'aria ho fatto brillare i suoi bei toni gravi, cioè ha dato delle note al basso che possono piacere maggiormente. È sì nello stesso tempo, ma con note rapide. E poiché la sua collera continua a crescere, l'allegro assai
mentre si pensa che l'aria sia già finita, quella parte che segue il dialogo, appunto, la barba del profeta, deve appunto produrre in un altro tempo e in un'altra tonalità l'effetto migliore. Infatti, un uomo che si trova in un tale accesso d'ira oltrepassa ogni ordine, ogni misura e ogni limite, non si riconosce più e pertanto non deve più riconoscersi neppure la musica. Ma, poiché le passioni, violente o no, non devono mai essere espresse fino alla nausea, e poiché la musica, anche nella situazione più raccapricciante, non deve mai offendere l'orecchio, ma deve sempre procurare piacere, per cui la musica deve sempre rimanere tale, non ho utilizzato alcuna tonalità estranea al Fa, la tonalità dell'aria, ma una tonalità imparentata, ma non quella più vicina, Re minore, bensì quella più lontana, La minore. Vuol dire che ha fatto un rapporto che i tedeschi usano più spesso che non gli italiani, un rapporto di terza fra le tonalità. La lettera ha anche un appendice che riguarda il carattere dell'amoroso, cioè Belmonte che sopravviene poco dopo, che è venuto lì per recuperare la sua donna che è stata riscattata da una banda di pirati, dal sovrano che è un rinnegato, Selim, una parte cantata. È un rinnegato, questo ha una certa importanza e lo dico fra un minuto. E parla della prima aria in La maggiore, o wie Englich o wie feurig. Sapete come viene espressa? Anche il cuore palpitante d'amore viene sottolineato con i 2 violini all'ottava. Questa è l'aria preferita di tutti coloro che l'hanno sentita, e anche mia. È composta esattamente per la voce di Adam Berger, che era il tenore. Si vede il tremito, il trasalimento, si vede il petto gonfiarsi, la qualcosa è espressa attraverso un crescendo, si sentono i sussurri ed i sospiri, che sono resi dai primi violini in sordina e da un flauto all'unisono. Ora, nel contesto della trama del ratto dal seraglio si riparla ancora di vendetta, quella stessa passione che verrà allontanata da Sarastro nel flauto magico. Però qui c'è un illuminato che sta al di sopra, che non sta al di sopra alle passioni, ma le vince compiendo un'azione redimente, ed è proprio questo rinnegato. Nel finale il Pascià Selim potrebbe ben vendicarsi dei torti subiti dal papà di Belmonte, che si chiama Los Stados. Sono spagnoli dunque, ma invece fa qualcosa di diverso. E di fronte a tutti e 4 gli amanti, sono 2 coppie, Blonsken e Prediglio e Costanze e Belmonte, di fronte alla possibilità si parla di bollirli vivi, di scuoiarli, tutte queste belle cose, dice allora deve essere connaturato, perché Belmonte risponde a lui, sì, se io fossi al tuo posto mi vendicherei in modo aspro. E Selim risponde, allora deve essere connaturato alla tua schiatta commettere ingiustizie, se l'accetti con tanta facilità. Ti inganni, fin troppo ho disprezzato tuo padre perché io possa seguire le sue orme. Prendi la tua libertà, prendi costanza, sciogli le vele verso la tua patria. Dì a tuo padre che eri in mio potere, che io ti ho lasciato libero per potergli dire che è un piacere ben superiore ricambiare con opere di bene un'ingiustizia subita piuttosto che rendere male per male. E immediatamente dopo, nel vaudeville conclusivo, i 4 personaggi che hanno avuto la vita salva si esprimono così: nulla è così odioso come la vendetta, essere generoso, misericordioso, gentile e altruista da perdonare è il marchio di un animo nobile. Chi dimenticasse questo dovrebbe essere guardato con disprezzo. Basta pensare alla carriera di Mozart drammaturgo per rendersi conto che il tema, che naturalmente è un tema del Settecento, cioè il sovrano illuminato,
trattato, è trattato fino alla clemenza di Tito, dove il povero Tito diventa anche lui uno di questi fari che illuminano e nobilitano la vita di un uomo che prova passioni, che però è in grado di dominare, restituendo alla giustizia quello che deve essere dato. E adesso ho il lettissimo compito di invitare i musicisti a raggiungerci in sala.